Venerdì 25 aprile, buongiorno Regione, buongiorno a tutti e buona festa della Liberazione. Oggi è un giorno speciale per Venezia, non soltanto la festa della Liberazione, quindi una festa civile, ma anche quella religiosa del santo patrono San Marco. E a fine maggio 1500 atleti con disabilità intellettiva invaderanno letteralmente Venezia per i 30esimi Giochi nazionali di Special Olympics. L'evento sarà preceduto dal viaggio per tutta la nostra regione della torcia olimpica portata in 17 tappe da 150 agenti della polizia. Ieri c'è stata la presentazione a Venezia. Vediamo. La torcia ha sicuramente due obiettivi, quello di sensibilizzare il territorio a questi meravigliosi giochi che ci saranno appunto dal 25 al 30 maggio, ma si vuole attraverso questo passaggio aprire magari quelle porte che non sempre sono state aperte e quindi in qualche modo far vedere, far capire ai territori che si attraversano quanto è importante lo sport per queste persone con disabilità intellettiva, quanto è importante per la loro crescita personale, per una migliore inclusione appunto nella società. Siamo arrivati a un punto che dobbiamo in qualche maniera centellinare le divise, perché non solo ci sono 150 volontari, ma servono molto di più perché sono onorati di portare la fiaccola con tutti i valori che essa rappresenta, legati soprattutto all'integrazione e a un ruolo positivo della Polizia di Stato. Venezia non è certamente la città più facile del mondo per organizzare una manifestazione di questo tipo, però certamente l'entusiasmo che i veneziani, le autorità, tutti quelli che ruotano intorno a questa manifestazione ci stanno mettendo farà sì che l'entusiasmo degli atleti trovi solide basi su cui camminare anche sulle acque se fosse necessario per raggiungere il risultato che ci si propone. E con il telegiornale ci fermiamo qui, buona giornata a tutti.